Sì, che qua viene ogni 15 giorni, viene a rubare e stavolta mi go proprio arrabbiato e tira fuori scioppo e io tira. Da dicembre ad oggi 4 furti, 3 soltanto nell'ultimo mese. Bruno Campello, 62 anni, di Mogliano, non ne poteva più. Ormai già da qualche tempo aveva deciso di trascorrere le notti più a rischio in una roulotte parcheggiata all'interno della carrozzeria che ha fondato 25 anni fa e che da qualche tempo ha lasciato in gestione ai figli Diego e Gianni. Potrei dire, no, rangeve, feuiati, però i miei fioi. Lei l'ha fatto per i figli. Sì, esatto, capisci? Bravo. Faccio tutto per ore. A mezzanotte e mezza, non appena si è accesa la luce che ha segnalato la presenza di estranei, Bruno Campello ha imbracciato il fucile ed esploso un colpo, ferendo uno dei 4 ladri. Gridava, aiuto, aiuto, Francesco, aiutami. Gridava così, è scappato, correndo male perché le gambe non erano perfette. Lei cosa ha provato in quel momento? Mi è dispiaciuto, per dire la verità, ma era troppo nervoso. Lo rifarebbe? No, penso proprio di no. Non sparerei più a una persona. Le ronde? Dove sono le ronde? Mai viste? Ma ci sono le ronde. Ma secondo lei sarebbero utili? Sì, ma noi vieni qua in mezzo, che paura. Che se massa un boscamento qua. Il ladro ferito è stato successivamente accompagnato all'ospedale di Mestre dalla moglie. Si tratta di un 45enne di Dolo, ricoverato con ferite alle gambe ed iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato furto aggravato. In queste ore i carabinieri avrebbero identificato anche i complici.